E voilà, Voilà. Monsieur Jean-Paul Gaultier. No, non è Jean-Paul Gaultier, Sì, no. è Ricos Zanganella. Zandonella. Zan? Zandonella. Zantonella, italiano. Ticinese. Ah, ticinese. Ascona. Origini. Sicilia, di nome. Ah, ecco. E poi chiaramente Ticino, che poi è la parte italiana. Appunto la Svizzera in questo momento, noi l'intervista la potremmo fare in tutte le lingue, che è Ricos, Sì. che parla quasi tutte, parte italiano, ovviamente Sei lingue, tedesco. E la facciamo in italiano, Va bene. perché chiaramente in Germania trovare qualcuno che parla italiano, poi soprattutto qui a Zurigo, per l'esattezza siamo a... Qui si andava a Zurigo, 10 minuti dal centro di Zurigo. Ecco, che è una città sempre Alla Costa d'Oro vuol dire... a Costa d'Oro. Sì, questa è la Costa d'Oro Ah, di Zurigo. ah. Ci sono tutti i milionari che abitano lì. Ma mi sembrava di notare, infatti, arrivando macchine abbastanza che girano. ecco, appartati, no? Sono praticamente appartati, effettivamente la zona è molto bella. Tra l'altro qui come dire, prima c'era un famoso ristorante, lei Sì. mantiene, sicuramente cambiato, Sì, c'era c'era il tutto, anche il ristorante nome. Petermans Kunststube, Eh, che aveva 19 punti, 2 stelle Michelin. sì. Ho lavorato 30 anni con lui e ho Ah, quindi ripreso. lei era l'executive. Sì. Ecco. Poi ha ecco. detto che smetteva e... Quindi c'è un po' una storia come l'Hotel de Ville, no? Dove Sì, esattamente. appunto anche in questo momento Frank Giovanetti è diventato patrono, mentre noi stiamo filmando da poche ore, ha acquistato questi ristoranti che sicuramente hanno un costo, insomma, poi in Svizzera in modo particolare, no? C'è un po' anche questa tradizione, insomma, del chef anziano che lascia chiaramente gli executive. È chiaro che come dire, o le banche o chef chiaramente deve stare, no? Infatti. Immagino che sia un impegno. Da quanti anni è riuscito? Adesso 6 anni che c'è sto ristorante. 6 anni che c'è lei, e quindi ha continuato ininterrottamente, il ristorante si è No, ho mai ripreso il fermato? ristorante, ho fatto rinnovamento totale. Sì? C'è stato Con un Carlo fermo? Rampazzi, questo architetto famoso di Questo- Ascona, Ah, ecco. che fa Chi ha- anche il Salone di Milano, dappertutto in giro. Ha fatto l'albergo Eden Rock, l'albergo Di Ascona, sì? a San Moritz il Kulm, St. Moritz San Kulm, Moritz, sì, poi il decoro, sì, ecco, un tutto. decoratore. I colori li dobbiamo a lui, questi colori A noi, anche a me piace. delle ceramiche, quindi Se no c'è- non lo prendevo. quindi è chiaro, ecco, quindi anche abbastanza originale, perché poi in realtà o sono bianchi i piatti oppure si va più sulle ciotole scure, Sì. veramente bellissime, Sì, ecco, però anche questi colori, ecco, no? Che sono un po' la firma appunto dello chef, Sì. poi arrivano questi piatti. Il colore è qualcosa di positivo nella vita, per Sì, quello beh, come vede anch'io. Poi a parte che mi sono messo la giacca foie gras, no? Questa è un po' così che lei prepara molto bene. sì. Adesso abbiamo il primo dolce. Lo chef è caduto, mentre stavamo parlando, è caduto sul dessert perché anche lui ha una ciotola nera. Ma col contorno di 3 colori. Ecco qua, ecco, quindi chiaramente. Questo quindi è sia lei che questo art star, questo decoratore, ecco, quindi che condividete. Beh, anche Jean-Paul Gaultier non scherza, adesso io ho fatto una battuta, ecco, quindi bene. Niente, abbiamo fatto la foto perché è bello vedere anche, facciamo vedere, così almeno ce l'abbiamo filmato, aspetta che io lo alzo, vediamo meglio, se posso permettermi. Chiaro. Ecco qua. Bene. Ecco qua. Perfetto. Bene, anche qualcosa di molecolare. Sì, questo si chiama giardino di rose perché sono 3 meloni differenti marinati con l'acqua di rosa, con un gelato al petalo di rosa con licis e una spuma di champagne. Ecco qua. Questo è Ricos, pasticcere. Tutto Lei cosa, fatto, sì. ecco, lei cosa faceva con Peterman? No? Io ero pasticcere all'inizio, Ah, sì. ecco. Ho cominciato come no, ho fatto l'apprendistato cuoco, ma siccome lui voleva stare
chef al fornello, sono andato a fare i pasticceria. Bene, bene, bene. Quindi c'è stato un momento di pausa, lei è dovuto ripartire, ha preso in mano il ristorante. C'è una pausa di 3 settimane. Quindi Solamente. praticamente la storia delle due stelle è continuata ininterrottamente. Il primo anno non c'avevo stelle, Quindi lei è stato azzerato. azzerato, Ecco. col gomio Quindi, ecco. con le stelle Sì. e un anno dopo subito la seconda. Subito da Sì. 0-2. No, pensavo che cominciavo da una, Ecco, ma ho cominciato da 2. Sono contentissimo. giustamente. Quindi complimenti, noi tra l'altro confermiamo, siamo tra l'altro in questo momento nel giardino, ma in realtà c'è un locale all'interno. Esatto, infatti. Quindi c'è una parte all'interno, tra l'altro siamo praticamente a Zurigo, però anche sul lago di Ginevra ci sono queste case, anzi c'era un ristorante con 2 stelle messa identico. Ma Sì, sì. Poi gli darò il nome, è stato declassato ultimamente, però è lo stesso edificio, anche là evidentemente è una zona molto nobile di sì, perché questa Zurigo. è una casa storica, è una casa Poi zurighese. vedremo quando torniamo magari d'inverno. Sì, con la pelliccia, né? Ecco qua. Bene, in vacanza mai? In vacanza chiudiamo sempre il 24, vigilia di Natale è sempre pieno, è già pieno adesso. Sì. E poi chiudiamo dal 25 al 10 di gennaio. Quindi qualche giorno. E me ne vado a Rio 2 settimane. Quest'anno. Sempre. Sempre Lontano, fisso. lontano. Ecco, Rio de Janeiro. È la festa più bella a fine del mondo. Bene, queste proposte della Carlson di menù, cosa si fa? Io comunque cosa si fa a Zurigo? Perché comunque fondamentalmente siamo, no? Nella parte tedesca, l'Italia tedesca della Svizzera. Sì. La parte creativa della Svizzera. Infatti Sì, no, Zurigo è una città molto... Sappiamo del teatro dell'opera, sappiamo della grande attività di livello molto, molto alto, però devo dire che fino a qualche anno fa non c'erano questi ristoranti. No, queste infatti si è all'inizio. sviluppata molto in fretta. Quindi c'è sicuramente Ricos che ha contribuito attorno appunto a Zurigo, magari qualcun altro. Indubbiamente, però, devo dire che in passato io non mi sono mai recato in questa città se non di passaggio. Perché? In aeroporto, perché non avevamo, però anche perché serve sempre un italiano per rompere il ghiaccio, che sia Londra, che sia... Ecco, quindi adesso abbiamo chiaramente il nostro Ricos, simpaticissimo, lo ringraziamo per averci anche accolto qui nel suo bel giardino, e quindi questa cucina, queste portate, come funziona il menù? Tanto i vini sono sul tablet. Sì, esattamente. Ecco, quindi c'è il menù cambia possiamo far vedere. ogni mese con i prodotti della stagione. Ecco, sono riuscito a capire che facendo così facciamo vedere il video. Ecco qua. L'ha fatto lei? Sì. Velocissimo. Sì. Ecco, quindi c'è, e invece la carta è come dire la classica, ovviamente con le varie possibilità delle 3 portate, 4, sì, 3, 4, 7. Poi c'è la carta e a mezzogiorno abbiamo il business lunch per 62 franchi 3 portate, che va molto forte e sì. Amo il mio ristorante, la mia professione, i miei clienti e sono felice. Lei è di Zurigo? No, di Ascona. Di Ascona, ma diciamo quando ha iniziato qui è arrivato direttamente dal Ticino. No, l'apprendistato l'ho fatto a Ascona, dopo ho fatto i 3 stellati in Francia. 3. Germania, sì. I 3 stellati? Sì, ho fatto a Monte Carlo, Quindi Louis XV. Alain Ducasse. Ecco. Ho fatto Robuchon, restaurant Germain a Parigi. Ho fatto ristorante Crocodile a Tempi, 3 stelle a Strasburgo. Sì. Ho fatto 3 stelle in Monaco di Baviera dal Heinz Winkler al tempo. Ecco, grande maestro, sì. Al Tantris. Certo. Dopo sono venuto qua. Una scuola dura, devo dire, perché ai tempi dicevano sempre se vuoi fare carriera devi passare quei ristoranti, ma ti trattavano anche molto male, non ti pagavano niente,
lavorare ogni giorno 15 ore, ma pensavo che la vita è così perché non esci mai dalla cucina. Ma diciamo, gli piacerebbe essere, non dico profeti in patria, perché il nonno era siciliano, però insomma essere invitato in Italia, no? Alle trasmissioni, non so se già le è capitato, effettivamente è un'occasione, no? Sì, Per chiaro. esempio Heinz Winkler è italiano in personone, Sì, chiaro. per È dire. un nome chiaro, sì. È stato 3 stelle missione ancora prima di Gualtiero Marchesi. Quindi avere, cioè, E Gualtiero perché lei non l'ho fa conosciuto. cucine italiane in realtà, cioè fanno una buona cucina. No, faccio una cucina, a me piacciono i sapori delle spezie diverse. Non farò mai una cucina della regione perché è monotono, qui in Svizzera. Perché devo fare adesso un pesce che viene da questo lago, ce ne sono 2 o 3 e basta. A me piace il rombo, mi piace la triglia, fino a quella qualità è così ottima perché non prende l'acqua. Quindi le capita anche di fare cucina alla costa, Sì, chiaro. col pesce proprio del Lago. E ma spariscono le qua. Ah, ecco, quindi Con questo caldo quest'anno muoiono via. Poco ossigeno. bene, bene, bene. Pasta? Sempre, pasta ce l'ho faccio la mia carbonara che sono tagliarini con un uovo onsen, sai cos'è? Un uovo, Onsen. È un uovo che cuocio a bagnomaria con 68 gradi col c'è guscio. Quando lo spacchi la consistenza dell'albume e del tuorlo è la stessa, è cremoso. Poi faccio una salsa al tartufo nero e un po' di lato costante e il foie gras. E quello lo metto sempre in inverno sulla carta perché lo domandano sempre. È stato un po' caldo. In estate c'ho la lasagnetta con le langostine, melograno, zucchini e la salsa 3 limoni che ha avuto con i fiori di zucchero. che era un finto poupetton di Roger Verger fatto con il crostacé, se vogliamo proprio dirla alla francese. Bene, complimenti a Ricos per il suo locale, ovviamente, perché poi il ristorante è un insieme di cose. Sì, c'è arte, c'è anima, diciamo così, non è un ristorante. Di solito i ristoranti stellati sono molto freddi, vogliono che il cliente si concentri solamente sul piatto. Certo. Io ho bisogno di ambiente, ho bisogno di allegria, io sono così. È il mio successo. Bene, bene, grazie Ok. a Ricco Zandonella, non mi sbaglierò mai più. Ecco, adesso ho capito insomma la gaffa. Zandonella con la Z. Zandonella. No, quello sì, no, sbagliavo dopo. Ah, cosa dicevi? Come dicevo? Zangonella. Zangonella. Oh, Ecco, quello che era. Z, quella, ecco, bene. di Rico senza capelli lo conosco. Bene, noi facciamo gli auguri, visto che comunque Ricco comunque ha frequentato praticamente, insomma, ha lavorato quasi nei ristoranti 3 stelle, ha chiaramente il massimo, no? Sì. della gastronomia, no? Ho imparato tanto. Ecco, i migliori auguri di portare anche a Zurigo, dove non c'era un ristorante 2 stelle fino a poco tempo fa, magari, perché Barcellona, che immagino, Sì, no? conosco, sì. Ecco, esatto, Barcellona improvvisamente insomma, è esplosa ogni anno, c'è una novità, questo io chiaramente il migliore augurio che faccio a tutti, chiaramente, no? Perché poi quando comincia uno, mai anche gli altri, c'è un buon ristorante aiuta anche gli altri, sicuramente. Chiaro. Bene. Ok. Grazie, Tutto bene? grazie chef. Facciamo ancora un dolce, va bene? Va bene, questo è il pre-dessert. Sì. Ecco. Benissimo.